Tom Cagliari con l'artista Maria Grazia D'Arco. Anche Maria Grazia D'Arco inserisce pienamente il suo linguaggio nell'ambito di quella che è una libera circolazione di idee, di progetti e di processi tra artisti attraverso il circuito occulto ai più, quindi privato, che è quello della mail art. La mail art è nient'altro che il linguaggio di artisti che circola tra artisti che in qualche modo si scambiano suggestioni linguistiche. E ci invia due cartoline. La prima in relazione al fatto che vi invia qui nell'isola un suo lavoro. La didascalia recita: sognando il caldo, sognando il sole, sognando, il che dà chiaramente la percezione di come è rappresentata l'isola e la sua cultura dall'altrove dell'arte. Eseguito con dei pennarelli, il che fa capire come a un certo punto l'artista non perda mai quella sua anima ludica legata a tutto quell'universo linguistico che fa della rappresentazione artistica gioco dinamico. L'arte è anche ed è sempre stata qualcosa di appagante e terapeutico per lo stesso artista, che prova piacere nel suo cercare, rappresentare per immagini la sua comunicazione e poi comunicarla agli altri. Quindi c'è prima il piacere del fare privato e poi il piacere del dono del proprio piacere privato. Anche in questo caso si tratta di una tecnica che oggi è ludica, ma che nasce nei primi del Novecento attraverso le avanguardie artistiche. Mi riferisco al dadaismo, il surrealismo, ma prima ancora anche al cubismo e il futurismo, che attraverso il collage, il remix di messaggi visivi di carattere tipografico industriale emettevano delle proprie idee e formulavano delle loro ipotesi attraverso il loro linguaggio, perché l'assemblamento di genere, di immagini nel collage non è mai casuale nel collage. In questo caso la didascalia recita liberi di volare, che è quella tensione che i linguaggi dell'arte, infatti c'è una donna che vola, l'idea del Brasile, l'idea dello spostamento, l'idea del movimento, l'idea del linguaggio d'artista che valica proprio come se sorvolasse, se volasse sulle nostre teste confini, territori, limiti culturali ed ideologici. Il linguaggio dell'arte resta libero di volare.